La live sta per iniziare. Stai trasmettendo dal vivo. Ok. Ok, possiamo partire subito. Mica i capelli, mi devo andare a tagliare i capelli. Ok, bla 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 Eccole qua. Questo è il Max. No, devo prendere il... Questo è il Max. Devo fare il recap. A proposito di recap. Okay. Tolgo la suoneria. Recap. Andiamo? Vamos. Va bene. Bene, bentornati in questa nuova Buongiorno. puntata di Calcio Espresso con i nostri pronostici pazzi e bentornati in questo canale dove si beve calcio. E si vive Napoli. Bene. Prima di iniziare con i pronostici, prima di iniziare a parlare della prossima giornata, facciamo il recap, il rebap. In realtà io ho aperto qua, ma in realtà non mi serve perché ce li ho segnati qua. Insomma, io ti prendo i risultati della settimana scorsa. Ecco qua. Servono i risultati della scorsa settimana. Allora, Como Genoa l'avevamo preso. Avevamo preso anche il gol del Como, non abbiamo preso chi ha segnato e Babù. Io avevo detto Duvicas, ma Duvicas è fortunato. Strefezza ha segnato su asset di Cutrone. Ha segnato Strefezza. Venezia Milan 1. Non l'abbiamo presa, ragazzi, ci tengo a precisare, in realtà in maniera poco, come dire, poco fortunata, perché in realtà il Venezia ha giocato anche molto bene, sì. Il Milan è passato subito. Devo dire che la vittoria del Milan è stata molto fortunata. Abbastanza fortunata, poi vabbè, il 2-0 al 97esimo, quasi diciamo inutile anche commentarlo, però abbiamo preso Pulisic, che ha segnato il primo gol, diciamo, del Milan, quindi questo l'abbiamo beccato. Bene così. Non abbiamo beccato poi il pareggio della Fiorentina contro l'Empoli, perché la Fiorentina ha vinto. Ma mi sbaglio, abbiamo preso Mandragora in rovesciata. Che cazzo abbiamo di preso gol ha fatto Mandragora, mio Dio. Inter Roma abbiamo fatto un miracolo, ragazzi. Perché miracolo, per così dire? Andrea ha preso la vittoria. Tu hai preso la vittoria della Roma. E io ho preso Sole. Tu hai preso Sole. Non mi ricordo, qualcuno io ha preso Sole. Cone e tu Sole. Ah, ok. Quindi Sole l'ho preso io. Sole l'hai preso, in testa l'hai preso in tosta. Ok, poi la Juve, abbiamo preso la vittoria della Juve col Monza, facile. Ciao Franci, grazie Franci, a dopo. Io ho preso l'espulsione di Ildiz. Ma che deficiente. Non abbiamo detto se bonus o malus, noi abbiamo detto qualcuno al fantacalcio. Comunque un deficiente totale, ragazzi, Ildiz, anche perché al fantacalcio un cazzone. Quindi. Si salta le due in partite più importanti della Juventus, Lazio e Bologna. Fortunatamente perché per colpa sua non potevo rischiare di perdere la coppa, alla fine l'ho vinta lo stesso nel fantacalcio, quindi va bene così. Atalanta-Lecce non l'abbiamo presa perché avevamo giocato l'1 e invece X. Incredibile X, ho preso Reteghi, che ha segnato. Napoli, non l'abbiamo giocata, ma avevamo detto McTominay? No, Raspadori Lukaku, quindi perfetto, va bene così, ragazzi. Udinese-Bologna 0-0 e noi avevamo giocato il 2, quindi non abbiamo preso. Verona-Cagliari ha vinto il Cagliari e mi sa che non abbiamo preso nulla. No, assolutamente nulla. Pavoletti, ho preso Pavoletti. Veramente preso Pavoletti? È vero, ho preso Pavoletti. Che culo! E... Dopo 30 secondi, quando segnato? Al 30esimo. Al 30esimo. E Lazio-Parma non abbiamo preso l'1 perché c'è stato il pareggio e non abbiamo preso nemmeno un cazzo di niente. Perfetto. Però Luca Pellegrini, che comunque avevo detto, ha fatto l'assist. Quindi tutto sommato, ragazzi, diciamo che qualcosina ce la caviamo sempre. Dai, mettiamola così. Detto ciò, io mi devo giocare la ruota della fortuna, scusa. Prego. Mentre mi gioco la ruota della fortuna, vogliamo fare una piccola parentesi su Barcellona-Inter? Piccola parentesi su Barcellona-Inter. Lo sai che vedendo la partita io credo che l'Inter ha molte chance di passare. Anche secondo me. Perché il Barcellona me l'aspettavo molto più... devastante forse. No, non tanto, mi aspettavo la difesa del Barcellona molto più accorta, invece ha un modo di difendere sia a livello di centro, proprio l'assetto difensivo è particolare. Se tu riesci a passare il primo possesso, superare il primo possesso, l'Inter va avanti, arriva in porta.
E io credo che fare 3 gol lì a Barcellona e giocarsi il ritorno a Milano, a San Siro, l'Inter ha tanta possibilità di passare. Allora, ma è quello che dicevo, a parte vabbè, la questione che dicevi tu è perché il Barcellona tiene una difesa estremamente alta, molto alta, e la tiene sempre, cioè Flick gioca proprio in questo modo, quindi effettivamente poi superato la prima pressione può diventare, mettiamolo così, relativamente più facile andare in porta, soprattutto con una squadra come quella dell'Inter. Però è quello che dicevo settimana scorsa, che al di là della questione Napoli, quindi è chiaro che uno parla anche per quello a volte, no? Quindi l'Inter a questo punto, tra l'altro verso Lautaro, l'Inter. Sì, e anche Cialanoglu. E a questo poi ci arriviamo adesso tra poco, per quanto riguarda il campionato, però Lautaro l'ha perso in ottica anche ritorno probabilmente, perché Inzaghi ha detto che probabilmente non ce la fa. Però era quello che dicevo, che se l'Inter riesce ad andare lì, non prendere una goleada, cosa che non ha fatto alla fine, cioè ha preso 3 gol ma non è una goleada, ne ha fatti anche 3, e riesce a pareggiare o comunque a perdere con uno scarto minimo, poi al ritorno se la può giocare perché può arrivare in finale. Assolutamente. Probabilmente potrebbe arrivare in finale contro il PSG in maniera incredibile, Paris Saint-Germain che rischia di arrivare in fondo quest'anno. Io credo che se passa il Paris vince la Champions, cioè se il Paris passa. E tu avevi predetto in quella finale il Paris Saint-Germain. Barcellona avevo predetto. Esatto, il Barcellona è ancora in corsa, sì, perché io il Barcellona ho detto il Paris Saint-Germain, però l'Inter potrebbe farcela, Sì. Perché comunque i giocatori ce l'ha, si è vista la differenza che fa Thuram, e quando c'è lui il giocatore cardine dell'Inter, se Thuram c'è, l'Inter gioca da Dio. Assolutamente. Più di Lautaro Martinez. Più di Lautaro, che abbiamo detto appunto è stato perso per infortunio dall'Inter, e tra l'altro l'Inter che perde per la giornata di Serie A della prossima, andremo a commentare, contro il Verona, anche Cialanoglu e Inzaghi. Inzaghi sulla fascia era tanta roba. Inzaghi sulla fascia, sì, infatti perde un giocatore di spinta. Ti dà sovrapposizione, ti fa numero, capito? Ti dà... Assolutamente. Allora, questa notizia merita una piccola parentesi, perché piccola perché se potessimo stare fino a stasera. Merita una piccola parentesi, ragazzi, perché mi sembra sempre ridicolo che dopo che escono le notizie viene sempre negato tutto, viene sempre detto che non è assurdo, ci sono speculazioni e tutto, poi bella e buona arriva il patteggiamento. Ragazzi, se c'è un patteggiamento vuol dire che purtroppo c'è stato, io dico purtroppo perché sono comunque cose sempre brutte, al di là della squadra, a quale squadra capiti, no? Purtroppo c'è stato un coinvolgimento, cioè purtroppo c'è stato, diciamo, come dire, non mi viene il termine, c'è stato il reato, mettiamola così, ok? Che poi non si sa di quale entità, ma c'è stato. Non si sa esattamente di quale entità, perché poi guarda caso che per alcune squadre queste cose vengono un po' sotterrate, però intanto c'è stato il patteggiamento. Ciao Salvio, buongiorno. C'è stato il patteggiamento e oltre a un'ammenda economica c'è stata anche la squalifica di un turno. Ma sai il problema qual è? Io non pongo tanto l'attenzione su discorsi giudiziari perché non è il nostro campo, però il problema è in Italia i 2 pesi 2 misure. Come sempre. Ne parlavamo prima di Ildiz, no? Ildiz per una sbracciata, per una gomitata ha preso 2 giorni di squalifica. A Cialanoglu e Inzaghi una. Per un coinvolgimento che secondo me è anche addirittura più grave sotto questi punti di vista. È gravissimo, cioè tu stai parlando di 2 persone della società in generale che sono state coinvolte perché ci sono messaggi, intercettazioni, tutto quello che volete, con la criminalità organizzata, con la curva in cui ci sono i capi ultra che sono ammanigliati con la criminalità organizzata, ci sono stati degli omicidi, eccetera, vendita biglietti, tutto le sta preso. Me la compari con una sgomitata, una sbracciata di Ildiz, comunque grave, per l'amor di Dio. Grave. Ma intanto la pena per Cialanoglu
anche a livello di multa, 15.000 euro, ma per loro è un caffè, per loro non è niente. Vabbè, ma parliamo sempre delle stesse cose, parliamo sempre di fatti strani, come per esempio e qua veramente torniamo a parlare di cose anche stravecchie che ci farebbero perdere solo tempo. Torniamo alla convocazione di Fagioli agli europei da parte di Spalletti, che me la dovrebbero sempre spiegare, perché per quanto Fagioli possa essere un bravo ragazzo, un bravissimo calciatore, perché lo stiamo vedendo alla Fiorentina, però ragazzi usciva praticamente da un anno di squalifica per calcio scommesse, l'abbiamo portata agli europei. Fagioli come Tonali. Cioè, come Tonali. Fagioli come Tonali. Però quantomeno, per dire, Tonali aveva già dimostrato delle cose calcisticamente parlando. Fagioli per me era proprio assurdo non aveva senso, sì. Per quanto entrambi meritavano di stare a casa. Appunto, per una questione di principio che, cioè, hai sbagliato, porca puttana, un anno fuori. Ora non so chi stai è a stato, casa anche agli europei. L'anno scorso era andato agli europei, non mi ricordo se Ricci era andato o meno, ma intanto, per esempio, Ricci si vede fare un campionato buono l'anno scorso, però gli viene preferito un giocatore che non ha mai giocato. O Tonali o Fagioli. Secondo me parliamo sempre di roba molto politica, non c'è niente da fare, cosa che ma ripeto, due pesi due misure. Il calcio sta diventando, cioè, già è diventato da tanto, purtroppo. E poi mi devono spiegare il perché è arrivata questa sentenza adesso, dove c'è una partita contro il Verona che sostanzialmente Cialanoglu avrebbe fatto panchina, perché devono comunque rifiatare e fare un po' di turnover. Casualmente arriva al momento giusto la sentenza, tutto studiato, per poco non riuscivano a spostare anche Inter-Roma. Sono curioso di vedere Calabria, che non ha patteggiato, cosa succederà con Calabria. Bisognerà capire. L'unico che non ha patteggiato. Se non c'è il patteggiamento, vuol dire che si è estremamente convinti di non essere stati coinvolti. Il problema è proprio quello, il patteggiamento. Allora, tu in queste cose o sei carne o sei pesce, o sei colpevole o sei innocente. Il patteggiamento resti nel limbo, nell'ambiguo, cioè non si capisce se sei coinvolto, se non sei coinvolto. Per me, se patteggi, i motivi sono due. Allora, o uno è per togliere tutto velocemente da mezzo, ma se togli tutto velocemente da mezzo è perché l'avvocato ti sta suggerendo di farlo, perché se vai avanti la cosa potrebbe essere lunga, perché probabilmente qualcosa comunque hai fatto. Questo è il discorso. Mi spiace inferire, ma se ci siamo fatti 2 mondiali a casa, è fia di questi meccanismi malsani e corrotti? Assolutamente sì. Sono d'accordo. La meritocrazia non esiste. A partire dal mondiale, per colpa tra virgolette di Ventura, che non voleva, già non voleva schierare Insigne, cioè non lo voleva schierare, lascia vedere che era Insigne, però venga a farlo apposta, no? Cioè pare sempre che ci sono dei meccanismi politici all'interno soprattutto della nazionale che ci fanno pensare. Ti fa capire poi anche un'altra cosa, il calcio italiano è molto malato, ma non perché ci sono dietrologismi, non perché ci sono pensieri calciopoli, la Marotta League e quant'altro, no, perché è un calcio che dalle basi deve essere rifondato e deve essere rinnovato sulla giustizia sportiva e su chi ne sta a capo. Le essere squagliate e fa tutto così. Cioè deve essere completamente rinnovato, perché il 2 pesi 2 misure, e io ritorno sempre al discorso che facevamo con l'ultima live, il Chievo, per pochi debiti che aveva rispetto a quelli che ha avuto l'Inter, la Juventus e quant'altro, è fallita, non esiste più. Il Chievo Verona, con tutto che ci fanno i veronesi, tutto questo appresso a livello calcistico, la zoccola e quant'altro, ma il Chievo Verona sembra un po' eccessivo, però vabbè. No, nel senso che sto scherzando. Con passione per una squadra e per i loro tifosi che non esiste più. Il Chievo è fallito e non esiste, mentre squadre per salvare il brand sono state privilegiate. Questo è il discorso. E non è normale. Tempo fa si parlava di fila di procuratori fuori dagli uffici di De Rossi, selezionatore della nazionale, ma io sono convinto che sono cose che accadono ancora, purtroppo, perché stiamo parlando di questo. D'altronde si dice che sia il procuratore giusto arrivi casualmente in nazionale.
Ci fu anche un'inchiesta delle Iene, vabbè sì, anche se le Iene, diciamo, io prendo sempre molto con le pinze quello che fanno. Andatevi a vedere più che altro l'inchiesta di Report. Più Report, che però diceva l'inchiesta doppie curve di Report, si capisce tutto quello che ci sta come schifo di questo fatto qua tra Inter e Milan. Ovviamente un giocatore al mondiale può portare ad un aumento di valore come esibita anche del 30%. Esattamente. Questo è il motivo per cui alcuni procuratori ed alcune società spingono per far andare i giocatori in nazionale, perché poi si possono rivendere in un certo modo, perché poi determinate società che hanno problemi di soldi, hanno problemi a vendere, devono vendere i giovani a costi più alti per fare anche le plusvalenze. Cioè è tutto diciamo un giro. Comunque, detto questo, andiamo avanti con i nostri pronostici. Iniziamo con i pronostici pazzi, che è meglio. Cambiamo argomento che forse è meglio. Partendo da stasera, ragazzi, perché la giornata di Serie A, la 35esima giornata di Serie A, 4 giornate alla fine. Inizia il venerdì e finisce il lunedì. E non continuo la frase con una cosa che mi viene in mente. Vabbè, no. Vabbè, sì, perché comunque sono queste giornate di Serie A sono sempre infinite, non finiscono mai. Chissà se la penultima riusciamo a giocarla tutti in contemporanea. No, al massimo giocano tutti di domenica, se proprio... No, secondo me neanche tutti di domenica, perché io mi ricordo il primo anno scorso, sì, ormai non... 2 anni fa una cosa del genere, solo l'ultima ormai non lo fanno più. Comunque partiamo con Torino-Venezia. Torino-Venezia, vabbè, allora questa guarda non è così scontata. No, l'unica cosa farei prevalere il fattore campo. Il Torino, ma proprio per gloria, proprio per onore, dovrebbe difendere il 10° posto, perché il Como è arrivato a 42 punti, il Torino a 43. Però ormai ti dico che il Venezia veramente, come l'Empoli, sono tutte ultime spiagge ormai, perché è dura. È dura proprio. È lo stesso discorso, sì, sono partite che non ci si può più basare su i valori assoluti della squadra, ma bisogna valutare molto il calendario e le motivazioni. Vorrei ricordare che avendo più di 40 anni Report lo segue ai tempi della Cabanelli. Perfetto. Comunque, tornando a Torino-Venezia, allora, la questione, diciamo, come dire, campo sono d'accordo, però allora, per quanto riguarda la bolletta pazza, io potrei anche andare verso un X. Ok. 2 se vince il Venezia, porca troia, fa un colpaccio. No, anche perché minchia. Ripeto sempre, il Venezia non ha proprio la rosa per lottare bene per restare in Serie A, però Di Francesco ci ha fatto vedere, nonostante 2 gol presi contro il Milan, che ripetiamo sono stati 2 gol fortunosi, diciamo, ma così. Vabbè, il primo non proprio fortunoso, più che altro un errore del Venezia in uscita, però ha dimostrato che è riuscito a sistemare anche un pochino la difesa. Posso dire che il Venezia sta facendo una sorta di miracolo sportivo? Al momento sì. Nelle ultime 8, 9, 10 giornate. Se si riesce a salvare, fa un miracolo spaventoso. Guarda, un po' come il Crotone di tanti anni fa. Io un X te lo darei un X come la pazza, però io ti direi con la facile ti direi 1X. Sì, 1X, ragazzi, con la facile 1X. Andare tranquilli, 1X in teoria al Torino comunque sta davanti ai propri tifosi, siamo a fine campionato, vogliono comunque, ogni squadra vuole cercare di farsi bella, per così dire, in casa. Sì, infatti, e come giocatori io ti dico, per il Torino il ritorno, se ritorna, perché si capisce, Vlasic ha giocato contro il Napoli, quindi è entrato, tornerà quindi immagino che dovrebbe tornare da titolare, assolutamente. Per il Venezia Regenziano Aps però per il Venezia io vi dico Zerbin, ragazzi, così per affetto, che lo voglio bene, anche se dal mio punto di vista fa abbastanza piede e piede. Sì. Allora, per me Zerbin è un giocatore di corsa, ok? Tipo un cavallo. Sì. Però tecnicamente non è nemmeno male. Sì, però nel ritmo partita fatica tecnicamente. Sì. Mentre per quanto riguarda il Torino, vi dico Casadei. Bene. Passiamo a una partita che potrebbe sancire la salvezza, sì, del Cagliari.
Si gioca in terra sarda, Cagliari-Udinese, l'Udinese che dopo 5 sconfitte consecutive è arrivato il pareggio contro il Bologna, stranamente. Io mi aspettavo che il Bologna lo strapazzasse l'Udinese. Invece Lunic ci ha insegnato che non bisogna sottovalutare l'Udinese. No, mai, nel senso mai, non che è bisogna una mai. squadra abbastanza particolare. Ma in realtà in Serie A ormai non bisogna sottovalutare praticamente nessuno, a Manco il parte Monza. manco il Monza, anche se bene o male. Adesso sì, Ormai sì. Adesso ormai. Allora, Cagliari-Udinese, io dico il Cagliari le serve solamente, credo, una vittoria, un punto, anche un pareggio forse. Secondo me il Cagliari lo fa il colpo. 25-33 sono 8 punti, vabbè, una vittoria sta tranquilla. Secondo me, infatti, ti stavo dicendo, il Cagliari lo fa Cagliari il colpo lo fa, vince contro l'Udinese in terra sarda. E si va a prendere la vittoria. Sì, io ti dico anche 1x per la bolletta per le pronostici al contrario. Anche secondo me non vittoria perde, facile, non perde. Non perde il Cagliari. E ti dico come giocatori, andrei molto veloce, a dopo. A dopo, ci vediamo. Per l'Udinese, a dopo, vediamo se quello è bravo. Iker bravo. Quindi Iker bravo e a dopo. Per quanto riguarda me, per quanto riguarda il calcio, per quanto riguarda il Cagliari, vi dico Piccoli, che potrebbe essere l'uomo, diciamo, della partita. Io lo vedrei Piccoli in una squadra da media classifica. Per invece l'Udinese, vi dico Lovric. Piccoli scuola Atalanta. Piccoli scuola Atalanta, forse addirittura scuola Inter, non vorrei dire cazzate. Sicuramente scuola Atalanta. Se me lo porta qui, ma non credo proprio. No, ti porta solo Carriera. quello che ha fatto. Carriera. Attenzione. Gian Herminio, però se mi ricordo bene era dell'Atalanta. Sì, forse dato in prestito. Sì, comunque stiamo parlando di questo. Piccoli, a squadra di media classifica ci potrebbe stare, però fino ad ora come dire, non ha Atalanta, giusto? Scuola Atalanta, Youth League, Atalanta, scuola Atalanta. Però fino ad ora non ha dimostrato granché. A fare i gol li ha fatti, ma non mi sembra ancora quel giocatore tipo media classifica, ti parlo come prima punta del Torino. Sì, non lo so, c'è Adams, lo vedo un po' più forte. Ma non è prima punta, però. Questo pure è vero. Era Zapata, capito? Mi hanno rinnovato il contratto a Zapata. Sì, quindi Zapata credo che appena bisogna vedere come torna. Quella di dopo alle 15 di sabato è una bella partita. Parma-Como. Questa è una bella partita. Questa è una partita dura. Una partita particolare dove ti direi che il Como può andare avanti nella sua forma di vittoria, pareggio, vittoria. È arrivata a 42 punti, la sua prima stagione in Serie A. Dopo 14.000 anni. E il Parma sta dimostrando di essere una squadra con le palle, con Kivu. Per me è un X. Secondo me vince Parma. Parma vince? Secondo me il Parma la vince proprio questo. Perché il Como, allora, la mia previsione il Parma vince si salva. Allora, questo è il punto numero 1. Il Como secondo me, il Parma secondo me vince anche perché il Como viene dall'ultima partita in cui ha vinto, in cui si è praticamente salvato, certezza matematica. Sì. Giocheranno molto tranquillamente da Como, quindi si apriranno e il Parma potrebbe colpire perché il Parma ha bisogno di vincere. Mi piace molto Ondrejka, ho visto la partita, molto Ondrejka, cioè ha dei giocatori molto interessanti, tralasciando Manna, tralasciando Mihaila, tralasciando Bernabé, il solito, ma Ondrejka, Pellegrino, cioè sono giocatori, è una bella fucina di talenti. Assolutamente sì, che li hanno trovati, li hanno ritrovati, tra virgolette, perché già ce li avevano alcuni. Sì. E Kivu li sta facendo giocare. Hanno ritrovato anche un po' di, come dire, di freschezza? Di freschezza mentale, più che altro, cioè che avevano un po' hanno perso. passato un brutto quarto d'ora parte centrale del campionato, tragicomico per il Parma, e si sono ripresi. Quindi io ti dico 1, bolletta pazza metto 1. Va bene con l'1. Va bene, ti seguo. E a questo punto pronostici al contrario, il Parma non perde, quindi 1x. Ci sta. Come giocatori, vai prima te? Vado prima io, ti dico Som per il Parma. Ok. E ti dico Nico Paz per il Como. Perfetto. Io invece ti dico, per il Parma sono indeciso fra una delle due prime punte, se gioco sempre col 3-5-2 il Parma, ti dico Pellegrino.
Pellegrino, quindi proviamo a confermare Pellegrino. Io non lo vedo titolare, l'avevo detto settimana scorsa, ma non ha giocato per infortunio, sperando che possa portarlo in titolare, anche perché io lo tengo fantacalcio. Duvicaz, però aspetta, dato che non gioca, ti dico da Cugna, che viene dal gol, se non sbaglio. Giusto? Ah, tappo, Verim, se uno gioco titolare, allora Duvicaz. Facciamo tipo lo switch tipo fantacalcio. Qual è stato il giocatore più scarso che avete mai visto a Napoli? Io voto il fratello Max Vieri, chi cazzo cacciare? Allora, no, Max Vieri io non l'ho mai visto, può essere, sì, però qualcosa avrà fatto. Allora, mai visto deve significare che l'abbiamo visto giocare. L'abbiamo visto giocare? No, nel senso, io mi ricordo che, se non sbaglio, quando stavamo in Serie C, arrivò Max Vieri, i primi anni di Serie C, fece un cazzo. In Serie A scarso Offer. Bravi, sì, sono abbastanza d'accordo con tra Offer e... Oddio, c'è stato anche Rinaldo in difesa. Oddio, però era un altro Napoli, cioè comunque in quel Napoli lì Rinaldo ha fatto qualcosa. Stesso per esempio ti posso dire Contini, però non era scarsissimo. No. Oddio, Fidelef però... E infatti si pensa anche uno che per esempio mi è dispiaciuto vedere a Napoli e non... averlo valorizzato, che secondo me era un buon talento, era Bruno Uvini. Uvini era un talento, diciamo, un talento giocava nel periodo Naldi e Corbelli, pre De Laurentiis. Sì, esatto. Però secondo me Offer e Fidelef è una bella coppia. Negli ultimi 20-25 anni Offer Fidelef, sono d'accordo. Ma sì. Anche l'altro, Chavez. Mamma mia, Chavez. L'avevo rimosso Chavez. Infatti, stavo pensando pure agli attaccanti, perché ricordavo che c'era un altro attaccante, diciamo, scarsino. Mi era venuto in mente Vargas, anche se secondo me Vargas ce l'aveva, secondo me aveva altri problemi. Anche perché poi Vargas, se non sbaglio, andò all'Hoffenheim o all'Hertha Berlino, non ricordo, e comunque il suo aveva fatto. Allora, guarda, sono 3 nomi che hai fatto su cui non sono d'accordo per tanti motivi, perché se parliamo di valori assoluti, assolutamente non sono d'accordo. Se parliamo anche di valori le aspettative, negli ultimi 2 sono d'accordo. Aronica no, ragazzi, per il periodo di Mazzarri no. Per me la difesa Aronica, Cannavaro, Grava era... Perché ti posso dire anche che ha deluso le aspettative Verdi. Io mi aspettavo Verdi ha deluso le aspettative Verdi tantissimo. Michu, io credo che sia stato un discorso molto mentale, dopo quella partita contro... Michu non si era proprio ambientato, secondo me. Poi dopo quel non tiro contro l'Athletic Bilbao, famoso non tiro che non ci ha fatto passare e andare in Champions nei preliminari, diciamo, secondo me è crollato tutto. Arrivò prima del fallimento, ieri, ok. Era a cavallo, ciao Vince, buongiorno. Forse era l'ultimo anno prima del fallimento Ronaldi. Inizio degli anni 2000. Io vi dico invece che Russotto era un bel calciatore e tecnicamente Russotto ce l'aveva, perché? Ma io perché vi dico questo? Perché io giocavo a PES tanto tempo fa. Mi ricordo i valori e aveva dei cazzo di valori Russotto. Io lo facevo giocare Russotto pure era... Lo facevo giocare e poi me lo vendevo perché era giovane e quindi poi le società venivano con i soldi. Però è per dire che Russotto è stato anche... molti calciatori, ragazzi, tecnicamente come valore assoluto sono molto forti. Il problema è che il calcio non è solo quello, tecnica. Il calcio è mentalità, il calcio è programmazione, nella squadra, programmazione, allenamento, conoscere anche a volte le persone giuste, purtroppo è vero, alimentazione e tanta roba, e soprattutto comunque anche sacrificio, nonostante le persone non pensino che sia questo, per tanti giocatori e non per tutti, perché alcuni sono fortunati sotto determinati punti di vista, ma per tanti calciatori è sacrificio. Infatti, come ti ho consigliato anche a te, ragazzi, andate a vedere le ascoltate, hai visto Drive Talk di Pasquale Mazzocchi. Ragazzi, andate a vedere la puntata di Drive Talk del Napoli sul canale YouTube del Napoli con Pasquale Mazzocchi, perché scoprirete, se non l'avete ancora vista, e mi è stata suggerita da Salvio che ci sta ascoltando di andarla a vedere, perché scoprirete una persona che è tutto il contrario rispetto ai stereotipi che noi pensiamo, a quello che potete immaginare o vedere quando lo guardate. Quindi andatevela assolutamente a vedere, perché non ve ne pentirete. Amodio e il Caduri Dossena Gargano. No, ti prego. Allora, che sono nomi nostalgici, nomi nostalgici, posso pure buttare Montezine e Bogliasino, però devi anche contestualizzare. Bogliasino è un fenomeno. Contestualizzare in quel Napoli lì. E Caduri poteva dare, ha deluso un po' le aspettative. Dossena con come si chiama, con Mazzarri ha dato. Gargano
è stato perno centrale di quel centrocampo in Ma io quegli adesso anni. vi caccio un nome a proposito di delusioni e di promesse mancate, di un giocatore che è arrivato col Napoli di Ancelotti, che ha segnato pure in Serie A, pare gol, 3 gol. De Guzman. Ma che nessuno si ricorda, ma che ha fatto una serie macello a un certo punto. Con Ancelotti, non so... No, magari, ma non è facile. C'è un giocatore che nessuno si ricorda, che secondo me tecnicamente era fortissimo, ma era tutto stronzo. Che nessuno si ricorda. Io, se mi state sentendo, mi state ascoltando, provate a indovinare chi cazzo è questo qua che vi sto dicendo adesso, che vi sto questo calciatore che è stato una sottospecie di Meteora, che ha segnato, diciamo, riparto d'attacco, diciamo che era per me una seconda punta, nemmeno un esterno, più una seconda punta. Alla fine Max Accio Allegri è stato un pacco postale a Napoli. Vabbè, ma stiamo parlando di una vita fa, tantissimi anni fa. Io ad esempio sono rimasto, non fai cervella stufatta, sono rimasto a, perché Coppola, il portiere, sì, Francesco Coppola, non mi ricordo il nome, ragazzi. Ferdinando Coppola. Vabbè. I portieri, per esempio, io sono stato innamorato di Pino Tagliatela. Avevo ancora anche l'autografo, mi ricordo, ero piccolino e andai a chiedere l'autografo. Io sono innamorato, nostalgico del Napoli, anche della Serie B, Swok, Stellone, Dionigi, Matusalem, Usain, Sosa, Pampa Sosa, ragazzi, Pampa Sosa, tecnicamente inguardabile. Vidigal, sono giocatori che per noi erano... Ma facevano cagare. Sì, vabbè, cagare no, però no, nel senso non erano dei cazzo di fenomeni sicuramente, però per noi Stellone. Stellone c'era la maglia di Stellone. Io avevo la maglia di Stellone, ragazzi. Quindi dipende, diciamo, su alcune cose sono Nicola Corrent. No, Nicola Corrent. Te lo ricordi? Gaetano, no, aspetta, pure quella mi sa che ok. Nicola Corrent, oppure ci stava pure nel centrocampo, avevamo... che nome! Non stava venendo! Gesù Cristo! Chi è Gesù Cristo? Il primo anno di Serie B, l'unico anno di Serie B che abbiamo fatto post fallimento, e il primo anno di Serie A, Andrea Cupi. Cazzo! Vabbè, Cupi però, dai, ha fatto... No, nel senso che stiamo andando non tanto nel bidone... No, Verdi abbiamo citato prima. Poco Adam Unas, no, dice un altro ancora. Adam Unas, che tra l'altro per me era un giocatore ma vi ricordate lo scavetto, il pallonetto, il cucchiaio di Hassan Yebda ai rigori contro l'Inter? Yebda, secondo me Yebda è un bel giocatore. A me piaceva tanto. Per me è un bel giocatore. Al giorno, con il calcio di oggi Yebda sarebbe stato abbastanza appetibile. Comunque Verdi vince, l'avevamo detto, e quindi non era Verdi, non è un as, Salvio, ci hai provato, è stato un bel nome un as. Anche un altro che poteva dare tanto, poteva avere tutt'altra carriera probabilmente. Non sta facendo il cervello. Gabbiadini è venuto prima. È dura. Il nome che ho in mente è dura. Diciamo, loro potrebbero anche cercarlo online. A un certo punto ti vedi la rosa del Napoli Ancelotti. Malqui un altro cesso. Allora, Malqui, lo sai, il primo Malqui non mi dispiaceva. Buona giornata, io da Palermo. Grande Palermo. Ciao, forza no, le occhi no, fra, grazie, ma non penso, sarà difficile comunque. Penso che De Laurentiis e i suoi legali abbiano gli occhi aperti ovunque. No, attenzione, mi sono informato su questa cosa. Chinè, il procuratore federale, aveva 30 giorni di tempo per richiedere lo studio delle carte per il discorso SIMED, se ne sono passati 90, quindi quello è andato già in prescrizione. Che ne aveva la possibilità di andare avanti con quella procedura, con l'inchiesta e quant'altro, non è andato avanti, quindi vuol dire che i fatti non sussistono. Allora, ma qui stavo dicendo, il primo Malqui non mi dispiacque,
ti dico la verità, diciamo i primi approcci. Poi dopo se ne è completamente sceso, infatti poi Ancelotti a un certo punto lo mise in panchina e poi se n'è andato, non so nemmeno che fine abbia fatto. Però ci segue molto il Napoli. Sì, no, ma infatti, molto no, ma io dicevo, rimasto... parlavo a livello di campo, poi in realtà a livello umano la maggior parte dei calciatori sono passati per Napoli, insomma sono rimasti molto legati, e il che è una cosa comunque bella sostanzialmente. Un'altra delusione come, sì, Russotto l'abbiamo detto, Pasino non mi ricordo proprio, eccolo, Amin Younes, ragazzi, proprio lui. È vero. Proprio lui. Era la brutta copia di Unas. Esatto. Era uguale. Proprio Amin Younes, che per me tecnicamente era veramente forte. Allora, Younes ha fatto un paio di gol, pare uno con la Roma, non vorrei sbagliarmi, e un altro col Frosinone, sono quasi sicuro di questa cosa. Col Frosinone sono certo che ha segnato, con la Roma non tanto, però non mi ricordo, ha fatto almeno 2 o 3 gol in Serie A. Tecnicamente era veramente, veramente forte. Infatti io speravo sempre che giocasse, perché... ma non lo so perché poi fece quel macello a fine campionato che Blepo non si trovava più, se ti ricordi. Sì. E poi chiaramente hanno riscisso. 31 anni. Allo Schalke 04. Sta allo Schalke 04, ma forse poi si è ripreso mentalmente. Sì, Younes. Un mio rimpianto rimane Marco Rog, resta ancora mente avesse potenziale assoluto, sono assolutamente d'accordo. È stato molto sfortunato Rog. Allora, è stato sfortunato per 2 motivi, perché io sono convinto come Salvio che lui aveva un potenziale spaventoso. Mi ricordo che all'epoca Rog, Piazza erano la coppia che Napoli voleva prendere, poi Piazza andò alla Juventus e noi prendemmo Rog. E entrambi sfortunati, tra l'altro. Sì, tutte e due. Rog è stato sfortunato perché è arrivato a Napoli in un momento in cui lo facevano giocare veramente poco, non meritatamente, perché lui meritava di giocare secondo me, e poi è stato molto sfortunato perché si è rotto un paio di volte di fila no, lui se non sbaglio ritornò da una rottura del crociato, e si ruppe subito l'altro. Purtroppo è quando la sfortuna si accanisce, come con Peppe Rossi. Bravissimo. Giuseppe Rossi sarebbe diventato probabilmente il giocatore italiano più forte in assoluto. Secondo me lo era, vabbè, a parte i mostri sacri, per capirci, però della sua epoca. Sì. Lo volevano tutti, però purtroppo era di cristallo. Val di Fiori. Questo però ti fa capire quanto... Questo è un bluff, cioè non un bluff, una delusione. Questo ti fa capire quanto Giuntoli ha lavorato bene. Però ci ricordiamo molto Giuntoli ultimi 2 anni. Sì. Prima di Giuntoli, guarda, i primi anni di Giuntoli abbiamo tanti pacchi, ma tanti pacchi. Tanti pacchi. E vabbè, il fatto di Val di Fiori era anche voluto da Sarri. Poi lo stesso Sarri si ricredette e mise i giorni. Di Natale, sì. Tecnicamente di Natale è il classico giocatore un po' come... però per me Totti è molto più in alto di Natale, però sono i classici giocatori che stanno bene là dove stanno nella loro zona comfort e non volevano arrivare poi ad altri lidi, vuoi per un discorso sentimentale, vuoi per un discorso anche di testa, dove tu sai che sei il protagonista, stai bene là dove stai e fai tutto quello che devi fare là in quel campo lì, in questo caso l'Udinese. Milanisti cadaveri ne abbiamo avuti un Gottiro, che Lausen, Cerci, Constant, ma voi negli ultimi, voi milanisti negli ultimi 15 anni, avesse mai giocato una squadra con una rosa all'altezza, ma infatti il discorso di Natale che io ho amato di Natale, al di là del fatto che è napoletano, è il fatto che secondo me determinati giocatori poi a un certo punto vederli in una squadra con determinati obiettivi sarebbe stato comunque molto bello. Sì. Questo è il discorso, che poi posso essere anche d'accordo con quello che hai detto tu, che Saddaverea poi se riuscivano, sono i classici giocatori che potrebbero prendi Gilardino nella Fiorentina e nel Parma ha fatto sfracelli. Però Gilardino nel Milan sono giocatori diversi, però secondo me. Sì, no, nel senso come mentalità, sono giocatori che si sentono importanti quando il progetto gira attorno a loro. Quando poi sei nell'amalgama dei giocatori che comunque vuoi il blasone di una squadra, metti anche Verdi. Verdi è un giocatore fortissimo, secondo me. Però Verdi nel Torino ha fatto sfracelli, nel Bologna ha fatto sfracelli, arriva a Napoli. Ma lo sai cos'è? Però lo sai cos'è? E il discorso è che, per esempio, per quanto riguarda i giocatori, soprattutto che arrivano a Napoli, perché parliamo un attimo nello specifico di questo, per quanto riguarda i giocatori che arrivano a Napoli, purtroppo fino ad oggi
poi probabilmente forse negli ultimi anni sta cambiando qualcosina, lo spero, è che appena si arrivava a Napoli c'era la presunzione che dato che eri a Napoli dovevi giocare, se invece andavi alla Juve aspettavi il tuo momento. Allora quindi non sto parlando per forza di Verdi nello specifico, ma molti giocatori si sono bruciati anche per questo, perché sono arrivati, non volevano aspettare il loro momento, avevano deciso che dopo la prima stagione che giocavano un po' in panchina, un po' così, se ne erano ahí, e poi hanno fatto, tra virgolette, molti una fine merda, perché poi pensi per forza di dover giocare per forza, sì, magari senza crescere sotto determinati punti di vista. Tendenza che sembra essere un po' cambiata, forse grazie anche agli allenatori che stanno arrivando. Sì. E al blasone che, per quanto possa essere più basso rispetto a tante società, sta crescendo un po' di più del Napoli. Quindi lo spero perché tanti giocatori in realtà hanno bisogno di attendere. Cioè, per esempio, se pensate al caso secondo me più eclatante, che è il caso Mertens, ok? Perché Mertens è arrivato a Napoli, nessuno gli dava un euro, nonostante per me già era tecnicamente un fenomeno, nessuno gli dava un euro, gente diceva che non avrebbe giocato una partita, gente che diceva che era solo bravo diciamo a partita in corso. A un certo punto, appena è arrivato, poi lui ha aspettato, è arrivata la sua occasione. Però ti dico che là poi dipende anche molto dal caso, dalla fortuna e dall'allenatore. Ma dalla testa anche del giocatore. Cioè, là tu hai un allenatore che ti inventa centravanti perché Milik si rompe, non hai attaccanti, ti mette lì e tu fai gol. E tu inizi a fare valanghe di gol. Sì, dipende, sono tanti fattori, però si tratta anche secondo me di attendere al momento giusto per farsi vedere. Sì, come non me lo ricordo. Dall'Udinese quindi non c'è Gilardino al primo anno per gli stessi gol di un certo sì. Dalla Bona. Ma ragazzi, dalla Bona io me lo ricordo perché lo vedi in diretta, il gol contro il Treviso, finimmo la partita di Serie B 4-2 con un gol di Samuele Dalla Bona che fu assurdo dal limite dell'area, se non qualcosa un po' più dietro. Un esterno, se non sbaglio, sinistro a rientrare. No, fece un gol assurdo. Samuele Dalla Bona, che aveva un curriculum di tutto rispetto. Assolutamente. Comunque ragazzi, continuiamo un po'. Continuiamo, poi andiamo avanti con i vari discorsi. Noi siamo arrivati, credo, proprio a Napoli. Lecce-Napoli, che non giocheremo, pronosticheremo, vi diciamo solo i consigli del fantacalcio. Va bene, solo quelli. Quindi, che dobbiamo fare? Lecce-Napoli. Allora, il pronostico non lo faccio. È naturale che il Napoli dopo l'ultima giornata ci siamo messi a +3 sull'Inter. Ragazzi, è successo un miracolo che i giocatori del Napoli adesso devono, se vogliono arrivare all'obiettivo, che è molto più vicino di quello che pensano, devono chiaramente entrare con la stessa cattiveria con cui sono entrati. Allora, ti dico, poi andiamo avanti con il discorso. Questa è la partita più difficile delle 4. Ma non tanto perché il Lecce comunque si gioca la lotta salvezza, perché viene dopo il sorpasso all'Inter. Tu devi tenere quella mentalità. Se tieni questa mentalità in questa partita e continui su quella strada, hai la strada spianata, perché già c'è lo switch di mentalità fra l'essere cacciatore e l'essere preda. Vabbè, niente, non ho capito. Infatti non volessi, stavo perdendo. Allora, si è perso. Comunque sì, allora la partita più difficile probabilmente, perché adesso siamo davanti, perché in teoria questi ultimi quattro passi non si può sbagliare. La partita più difficile perché, al di là di quello che diceva Andrea, io sono convinto che Lecce comunque giocherà con il coltello fra i denti, perché si deve ancora salvare, è in pericolo, viene da una settimana complicata in cui ha perso comunque una persona all'interno dello staff molto importante che lavorava lì da 20 anni. Sono cose che incidono soprattutto in come sono stati trattati. Sono stati trattati di merda, che è assolutamente assurdo quello che è successo, onestamente, perché non succedeva niente se la partita si fosse giocata, per esempio, ieri o l'altro ieri, non succedeva assolutamente niente, tanto l'Atalanta c'ha solo il campionato e Lecce c'ha solo il campionato, quindi è semplicemente perché la Lega ha deciso così. Antonio Conte è un ottimo allenatore, però è uno che spacca l'ambiente. Juventus, Chelsea e anche all'Inter. Ma io non sono così d'accordo. Ragazzi, voi lo vedete molto come un disturbatore, cosa che all'interno della società lo può essere, però lo fa solo con la società. In realtà non spacca l'ambiente. Allora, la Juve ha compatto totalmente l'ambiente e torna a vincere.
dopo tantissimi anni e lo compattò. All'Inter fece praticamente la stessa cosa, l'Inter che non vinceva da tantissimi anni, tornato, primo anno mi pare addirittura arrivò in finale di Europa League che purtroppo perse, purtroppo per lui chiaramente, che purtroppo perse l'anno dopo ha vinto il campionato, poi è andato via perché evidentemente lui sotto certi punti di vista è un po' un insoddisfatto cronico, mettiamola così, oppure magari va trovando delle cose che ci sono in determinati momenti in cui la società non gli può dare, cioè per esempio se guardate poi l'era Inzaghi, ok, considerate l'era Inzaghi fino ad oggi, probabilmente Conte aveva capito che la società non avrebbe potuto fare mercato per i prossimi 2 o 3 anni per vari motivi, cosa che infatti non ha fatto. E quindi a lui questa cosa non stava bene e se ne chiude. Infatti io credo che lui voglia garanzie come con Napoli, così come con le altre squadre con cui ha giocato, con cui è andato ad allenare, voglia garanzie per avere un progetto a lungo termine. Se tu non gli dai quelle garanzie, allora lui decide, perfetto, non è il posto per me. Un po' come è successo al Tottenham, un po' come è successo al Chelsea. Beh, il Tottenham secondo me ha tanti altri problemi, perché... No, perché lui aveva detto, io questa squadra l'ho portata al 4º posto, più di questo non si può fare, per me arrivederci, grazie. E tutti dicevano, no, ma com'è possibile? Non è possibile, il Tottenham è il 15º, giusto per Simone Inzaghi a Napoli, come l'avreste visto, non mi piace. Male, a me non piace. Male. A me non piace, ma proprio il carattere, non tanto come gioca, non parlo a livello calcistico, come ti posso dire anche Gasperini potrebbe essere un ottimo allenatore per il Napoli, ma ti dico non mi piace come persona, non mi piacciono. Assolutamente no. Come Allegri, uguale, non magari ci sbagliamo, per carità, vedremo che cosa succederà, però non bene, sicuramente non benissimo. Sicuramente poi a livello di gioco, sì, è da dare merito a Inzaghi che ha dato comunque una identità all'Inter, però come allenatore a Napoli non lo vedrei mai. Ragazzi, la Premier ha regole diverse sull'ingaggio e costruzione di una rosa. Assolutamente sì. Regole e soldi diversi soprattutto. Io parlo, per quanto riguarda la Premier, batto molto sulla questione economica, ragazzi, perché comunque è tutto molto diverso, quindi a volte effettivamente parliamo in maniera anche un po' troppo leggera, mettiamola così, in realtà senza sapere tantissime cose. Sì. E quindi evidentemente anche al Tottenham Conte aveva capito che non poteva fare oltre. Il Chelsea ha praticamente 4 giocatori per ogni ruolo. Il Chelsea ha 4 squadre. Cosa senza senso. Il Chelsea ha 4 squadre. Cosa senza senso, totalmente senza senso. Il Chelsea continua. Infatti secondo me dal Chelsea andrà a prendere un po' di giocatori. Ma dipende onestamente. Ci sta Madueke che io ho visto la partita. Consensao a Napoli come lo vedreste? Forse meglio. Meglio di Inzaghi. Meglio di Inzaghi, Consensao. Ma ti dico, io tengo un sogno, non so per Simeone a Napoli. E c'ho il Ciolo. Lo so, il calcio di Simeone non mi fa impazzire. Perché ti dico Inzaghi non lo vedo, Gasperini non lo vedo? Perché Napoli come piazza deve avere Perché Ancelotti non ha funzionato? Ancelotti non ha funzionato perché è secondo me, un allenatore che deve gestire, che sa gestire tanti campioni, ma non è molto preso dall'entusiasmo delle piazze. Serve un po' di... Tu prendi Cholo Simeone, che all'Atletico ha fatto, cioè è tutt'uno con la tifoseria, è tutt'uno con la città, è tutt'uno con l'ambiente, mettilo nell'ambiente Napoli, e che succede? Sì, sicuramente fa un gioco spettacolare. Simone Inzaghi, il discorso che facciamo noi è che il Napoli, cioè in determinati ambienti servono determinate personalità. Quindi a Napoli, per esempio, serve gente un po' più sanguigna solitamente, per tanti motivi, perché è una questione, l'allenatore, oltre a far giocare bene la squadra, deve anche gestire l'ambiente, gestire la stampa, gestire tra virgolette, capitemi quando dico gestire, la società, gestire tante situazioni. E una cosa è gestirle a Milano con l'Inter, una cosa è gestirle a Napoli col Napoli. Appunto, cioè, per esempio, tra questi qua che hai detto, l'unico che è andato peggio è stato Rudy Garcia, ma secondo me lì io continuo a dire che è stato fatto un grosso errore a rompere i vedere un pochettino come andava l'anno a metà anno, non dopo 8 partite. La questione Rudy Garcia, che tutti volevano cacciare, cioè io probabilmente ero l'unico a Napoli che dico no, secondo me è una cagata, è una cazzata, infatti è stata una cagata allucinante. Poi ha preso Mazzari, poi è arrivato Calzona, la squadra ormai se n'era andata a fanculo, ormai diciamo era partita la situazione. Il discorso è che da società in quel momento tu avevi fatto una scelta inizio anno,
dovevi sostenerla da subito, da sempre, sì. sempre, senza poi, perché De Laurentiis, la società in generale, dopo poco tempo ha cominciato a non sostenerlo più. Sì. Chiaramente i calciatori sono venuti appresso, la mente è venuta appresso, tutti sono venuti appresso, e quel Cristiano, che magari non è un fenomeno, ok, però non ha potuto lavorare con tranquillità, e quando non si lavora con tranquillità, ragazzi, puoi essere anche... Mo ci vuole José Mourinho, può essere chiunque cazzo tu voglia, non riesci a concludere niente. Mourinho, lo scherziamo, altro... Ancelotti in Italia è stato umiliato senza motivo nel secondo anno della VAR, lì il giocattolo si ruppe con il Napoli al secondo posto dopo il placcaggio di Kier su Llorente. Vabbè, sì. Ma infatti, allora, io lì con Andrea non sono molto d'accordo per la questione Ancelotti, lui lo sa bene in realtà, perché secondo me Ancelotti, io sono pronto a dire che in quell'anno è il Napoli che non ha capito Ancelotti, punto. Perché? Ma è proprio, è chiaro, cioè è palese, perché lasciamo perdere il periodo Gattuso, che pure ha fatto i suoi casini, che però ci ha portato Osimhen, vi vorrei ricordare Gattuso, vi dico Gattuso per dire in generale Gattuso con Giuntoli, vi dico che noi non abbiamo capito Ancelotti, perché Ancelotti arrivò e Ancelotti voleva mandare via la maggior parte della squadra, perché aveva capito che bisognava rifondare. Voleva mandare via anche Insigne, su cui io chiaramente, mandare via tra virgolette, no? Su cui io, per dire, non ero d'accordo, no? È chiaro, perché napoletano, capitano, bla bla bla. Però Ancelotti aveva capito dove era il problema. Cosa che manca a farla apposta, dopo 2 anni è stata fatta quando c'era Spalletti, ha vinto campionato. Mo' è stato un caso. Ok, è stato un caso. Però lui probabilmente ci aveva visto lunghissimo, e quindi io lì vi dico, e secondo me noi non abbiamo capito uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Che sia vincente, però io ti dico, Ancelotti è un grande allenatore, ma io non lo vedo il migliore allenatore. È un gestore, un grande gestore, però uno come allenatore io ho in mente tanti altri allenatori più forti di Ancelotti. Per carità, Enrique, assolutamente. Che però hanno, vabbè, a parte Guardiola, per me sicuramente sì, potrebbe stare tranquillamente sopra. Molti allenatori che però hai citato, cioè, hanno vinto anche meno di Ancelotti. Quindi... sono anche in rampa di lancio, tra virgolette. Sì, esatto. Non sono l'allenatore non ideale per il Napoli è stato Giuseppe Mourinho, sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Quando uscivano le notizie io pregavo che non arrivasse mai. Lì, come Allegri. Ricordo che non volevano scendere in campo, sì, mi ricordo, poi è successo un casino, fatto del niente, sì, il VAR, e poi c'è stato poi dopo l'ammodinamento, che pure là, cioè, fosse stata la società e si vede tutti i calciatori, sentite, cioè, ma che cazzo avete chiamato in capo? Là però bisogna capire questo fatto dell'ammodinamento, perché io ricordo che, se non sbaglio, loro andavano contro la società, e anche stesso Ancelotti andò contro la società che voleva far fare il ritiro, ma Ancelotti non volle, perché, forse sto dicendo una cazzata, ma mi ricordo queste cose, De Laurentiis voleva mandare in ritiro la squadra per recuperare un pochettino le forze mentali. Ancelotti disse: io non ho mai mandato in ritiro nessuno, non mando in ritiro. E si trovarono in un po' di casino nella società, allenatore, giocatore, Ancelotti ha lavorato con Berlusconi, è stato severo, Berlusconi è molto più serio di Laurentiis, ma sono persone diverse. Berlusconi era pazzo più che altro. Il sogno di voleva prima Ancelotti vincere con il Napoli in questa Serie A di legge e divinità, quello che è successo con Spalletti. Perché tu vinci 3 scudetti di fila con la Juve, non ne apparano nemmeno a uno di vinto. Negli ultimi 25 anni, dal 2001, l'unica squadra che ha vinto e ha rotto l'egemonia delle milanesi è il Napoli. Ma chi altro poteva, tendenzialmente, ma non è per cattiveria. Su 25 scudetti, 24, uno solo è stato vinto oltre le milanesi. Io ho letto un'altra statistica molto bella, che è il caso di dire, nonostante diciamo tante cose, andatevi a vedere negli ultimi 25-30 anni quante squadre hanno vinto il campionato, senza giocare le coppe, perché qua è stato detto che è molto più facile. 3 squadre in 30 anni. In 30 anni, 3 squadre, 3 squadre hanno vinto il campionato senza giocare le coppe. Ed è successo anche al Milan di non giocare le coppe, anche alla Juve di non giocare le coppe, anche all'Inter di non giocare le coppe. È successo a tantissime squadre, solo 3 in 30 anni, ok? Se mai dovesse succedere quello che non diciamo, potrebbero diventare 4. Vabbè, diciamolo, dai! 4 che è un numero interessante in questo ultimo periodo.
Perché? Perché se diventano 4 le squadre è perché il Napoli è il quarto. Quindi vediamo. Zaccheroni, cosa pensate sia stato adatto il Napoli in passato? Vabbè, ma forse... Dipende da che Napoli. Forse anni fa. Cioè, se tu vuoi prendere il Napoli anche di 5 anni fa con Zaccheroni, era tutto un altro calcio. Il calcio è in continua evoluzione anno dopo anno. Quindi Zaccheroni è un'altra epoca, come pure anche un po' Trapattoni, Capello, un'altra epoca proprio. Non lo mette proprio... Juventus 2012, Milan 22 e Inter 2021. Andrea, ad oggi con 3 punti di vantaggio vedo ancora 70 Inter e 30 Napoli. No, ma infatti sto facendo l'antiscaramantico per essere scaramantico. No, ragazzi, ma è così. Io ho sempre detto, sono 4 ancora battaglie da fare, 4 partite in cui il Napoli deve pensare che è ancora a pari punti con l'Inter. Lo scoglio importante è quello contro il Lecce. Il discorso semplice per modo di dire è che è arrivato il momento adesso di diventare definitivamente grandi per i giocatori del Napoli. Sì. Quindi per me se il Napoli approccia le partite come le ha approcciate col Torino, ce la può fare. Niente è sicuro, ma ce la può fare perché le approccia con la mentalità corretta. Sì. Se non le approccia così diventa molto più difficile. È quello che dicevamo anche settimana scorsa: se tu approcci la partita come l'ha approcciata con Monza, allora scordate lo scudetto. Se l'approcci come è stato approcciato col Torino settimana scorsa, allora in quel caso ce la si può fare. Però ricordiamoci sempre che ci sono gli avversari, ricordiamoci sempre che ci sono le motivazioni in ballo, e ogni partita oggi è a sé, da adesso fino al 25-26 maggio. Probabilmente, come diceva Salvio, giusto? Sì. Come diceva Salvio, la partita fondamentale sarà Inter-Lazio, perché la Lazio si potrebbe giocare un posto Champions o comunque un posto Europa. L'Inter verrebbe No, l'Inter non ha la partita, perché adesso ha il Verona e poi ha il Torino, quindi non è post Champions League, e là si potrebbe decidere il tutto. Ma io credo che Napoli e Inter arriveranno a decidersi il tutto all'ultima giornata, a meno che qualche scivolone dell'Inter, però si deciderà il tutto all'ultima. Quindi vedremo. Como, Inter e Napoli-Cagliari. Segnatevi quella data là. Vedremo. Comunque, andando avanti, andiamo con... volevo darvi un attimo i nomi per quanto riguarda Napoli e Lecce. Siamo ancora alla quarta. Calcio. Sì. Assolutamente sì. Io vi dico Anghissà per il Napoli. Il ritorno al gol. Anghissà per il Napoli e vi dico Krstovic per il Lecce. Io ti dico invece Pierotti, anzi no, voglio essere Falcone. Addirittura. Sì, Falcone e Raspa per il Napoli. Raspadori. Così ci siamo tolti il Napoli davanti. E subito dopo c'è l'Inter che gioca alle 20:45 Inter-Verona. Allora, Inter-Verona... ragazzi, se non vince col Verona ci sono problemi. Inter-Verona 1. Mi sembra che l'1 fisso pronostico al contrario, il bolletta facile 1x. Bolletta pazza, devo farla pazza o devo farla seria? No, vabbè, ti direi perché Verona sa da Salmangor. No, vabbè, Verona 32, 7 punti. Se la vuoi fare pazza X, sì, X. Proprio pazzissima. Pazzissima proprio, ragazzi. Però gioca a Milano, Pazza quasi impossibile. Gioca con un attacco Correa-Arnautovic. Dovrebbe giocare con Correa-Arnautovic. Ma per forza gioca con Correa-Arnautovic. Lautaro è scassato e Thuram deve recuperare. Cioè, se fa giocare Thuram cioè, arriva morto al ritorno di Taremi giocherà in Champions. Giocano una squadra totalmente, diciamo... Guarda, potrebbe fare il colpaccio il Verona. Il Verona, se si chiude bene... Infatti io ti dico, guarda, parlando di portieri ti dico Montipò. Ok. Per l'Inter ti dico Correa. Proprio esotico. E ti dico per l'Inter Zalewski. E per il Verona Bradaric. Vado sulle corsie. Zalewski e Bradaric.
Zaleschi e Bradaric, a proposito di Coppa, Antonio Conte in Europa, il peggiore allenatore italiano, i risultati parlano, venne umiliato anche da Di Francesco e Pioli, su questo sono d'accordo che diciamo Deve quello che ha migliorare. fatto risultati peggiori, dovrebbe assolutamente Deve migliorare in Europa. Sono assolutamente d'accordo con te. Lo scudetto all'ultima giornata del Napoli scarosso perché l'Inter ha molta più esperienza di lottare per lo scudetto all'ultima giornata, ma io tenderei a non farti sottovalutare eventualmente il peso di Conte in queste situazioni. Perché come hanno detto diversi giornalisti, diversi commentatori, il rischio più grosso che aveva l'Inter quest'anno era tenersi Conte a mordere l'osso fino alla fine ed è esattamente quello il problema, perché poi arrivati a un certo punto, anche se tu non hai la rosa migliore, ma hai calciatori che hanno fame, hanno voglia di riscatto, ti seguono voglia di riscatto, chi vuole dimostrare perché comunque è nuovo, ti seguono follemente, tu sei sempre sul pezzo, queste cose potrebbero fare la differenza. Assolutamente. E quindi vediamo, tanti giocatori si meriterebbero anche una gioia, determinati giocatori, però non vado oltre, se la meriterebbero totalmente. Detto questo, Inter Verona l'abbiamo archiviata e andiamo su Empoli Lazio, l'anticipo di domenica, che è un'altra partita tosta. L'Empoli deve, per forza, non so da quanto tempo non vince, cioè è assurdo, veramente. E infatti secondo me continuerà a non vincere e ci sarà un altro pareggio della Lazio. E la Lazio è fisicamente andata, secondo me. È stanca mentalmente, fisicamente, un po' tutto. Si sta aggrappando sui singoli, vedi Pedro, vedi a volte Castellanos, Zaccagni non sta performando. Secondo me secondo me un bel X. E io invece ti direi, però nella bolletta facile ti direi do il fattore campo. No, ti do il fattore campo. Ti do il fattore campo. Vediamo. Però essendo facile dovremmo andare a premiare chi sta al X2, va? Quindi la Lazio non per uno è peggio dell'altro. Per il Fantacalcio. Per il Fanta, allora io Pezzella, perché avevo detto Esposito, se non sbaglio, l'ultima settimana. Vai, Esposito te lo dico io. Ok. Mentre per la Lazio Guendouzi. Come cazzo scrivi? Ah, boh, te le spalla a Bosi. Guendouzi e io ti dico Zaccagni per la Lazio. Bene. Vamos avanti, vabbè, con questa partita qua che sancirà, immagino, ma già adesso, sì, basterebbe anche il pareggio non salverebbe il Monza, quindi Monza-Atalanta, il Monza dovrebbe solo vincere, ma io dico che non vince. L'Atalanta vince sicuro, il Monza ormai è andato, arrivederci, ci vedremo nei prossimi anni. Forse, chissà. Io ti dico Lukman, o tengo contro possiamo andare abbastanza spediti qua. Sì, io ti dico Mario Pasalic per Pasalic. Mentre per il Monza ti dico Bianco, che è interessante, giovanili della Fiorentina, se non sbaglio, Alessandro Bianco. E dico Caprari. Che ormai è quasi sparito dai radar. Poi, domenica, a 1 alle 18 e 1 alle 20:45 ci sono due partite belle, molto interessanti. Roma-Fiorentina. La prima è Roma-Fiorentina e io continuo a dire che la Roma, anche di Porto Muso, la vince. Ma ti seguo perché stanchezze della Conference League, che è a mezzo servizio perché è tornato ad allenarsi a metà settimana. La Roma la vince. Io ti dico Angeligno per quanto riguarda... Grazie perché potrebbe farmi qualcosa al fantacalcio. E per la Roma io ti dico Lorenzo Pellegrini. È il capitano. Per la Roma io ti dico Ken per la Fiorentina, che secondo me tornerà al gol prima o poi. Io ti dico Adli, che sta giocando alla grande, perfetto. E l'abbiamo archiviata proprio facile questa. Veloce. E questa invece è Bologna-Juve. La Juventus si trova a giocare una partita, questa e poi dopo con la Lazio, che sono secondo me le partite fondamentali per la corsa al quarto posto. Ad oggi il Bologna avanti, il Bologna è dietro di un punto, la Juventus è quarto. Juve vince 2-1. Ce lo segniamo? Addirittura. Ma gioca a Bologna? Sì. Per me pareggiano. Io sono tendenzialmente per la vittoria del Bologna.
Per me pareggia. Bologna 3-0. Allora, perché uno ha detto vittoria Juve e un altro ha detto vittoria Bologna, noi facciamo l'X. X. E ti dico Orsolini per la Bologna, questo sto andando proprio... E bolletta facile, io ti dico 1X. 1X, anche Il se Bologna non perde. Vediamo che succede, vai, vediamo che succede. E se gioca titolare, ma non lo porta titolare, mi pare molto strano, Castro. Io dico comunque no, Castro non sta partendo spesso alla panchina, lo sai? È perché non era in forma, veniva da un infortunio. Ok, però Castro Orsolini per quanto riguarda... Per la Juve... Per la Juve... Per la Juve... Ti dico Cambiaso, anche se sta venendo da prestazioni proprio orribili da quando è stato accostato da Manchester City. Prestazioni. Io mi aspetto un dominio del Bologna e un paio di ripartenze. Vediamo, non è assurdo, no, non è assolutamente assurdo. La Juventus è veramente scarsa, ma non sono d'accordo. Secondo me la Juventus non è forte come si poteva pensare all'inizio del campionato, ma non è scarsa. La Juventus ha bisogno, secondo me, di essere quadrata nel gioco, cioè avere un'identità. La Juventus non ha identità. Ce l'ha più quadrato, però. Quadrato? No, non ce l'ha, è vero. Ce l'ha rettangolare. Deve avere un'identità, deve cercare l'identità Juventus. Quando la troverà, secondo me sarà una buona squadra. L'anno prossimo, se ha un allenatore che li mette in riga e li fa giocare con i controcoglioni, Tudor potrebbe. Secondo me è una buona... Se tu prendi gli 11 titolari della Juventus, è una squadra di tutto rispetto. Almeno per arrivare in Champions. Io la butto là. Secondo me la squadra della Juventus sulla carta è più forte del Napoli. Sì, sulla carta su determinati... Anche quella del Milan è più forte del Napoli. Sì, assolutamente. Perché hanno determinati giocatori che a Napoli servirebbero. Assolutamente sì. Chiudiamo con Genoa-Milan. Torniamo sempre allo stesso discorso, come abbiamo detto ogni settimana. Il Milan, se vuole sperare di fare qualcosa per l'Europa, arrivare minimo al settimo posto, ma non ce la fa. Secondo me non ce la fa. Il Milan punterà tutto sulla vittoria della Coppa Italia. Anche secondo me. Deve comunque vincerle tutte se vuole per sperare a qualcosa. Io ti dico che qua ci sta un 2, già l'hai scritto infatti, e X2 per il pronostico al contrario, quindi il Milan non perde. Assolutamente sì, io me la vado a giocare mentre tu ragioni sul Fantacalcio. Sul Fantacalcio, ma Joao Felix 0, morto. Ok. Sì, Joao Felix morto. Flop totale, totale del Milan. Io ti continuo a dire Reinders, ragazzi, perché... Ok. Io ti dico, non voglio andare sulle Fofana. Quindi centrocampo. E ti dico anche centrocampo per il Genoa, Frendrup. E io ti dico Pinamonti. A livello di rosa, togliendo l'Inter, chi è la più forte? Io dico Napoli. Allora, se devo parlare solo di rosa, valore assoluto, ti dico Inter, Milan. Sulla carta Milan non sono molto d'accordo, perché il Milano però il resto vabbè, a centrocampo hai Reinders, Fofana, finito. Reinders, Fofana, Reinders, Tijani e chi sa che... No, secondo me Loftus-Cheek. Secondo me il Milan no, forse però la Juve sì. Anche la Juve sì, l'Atalanta come organico, però diciamo forse potremmo stare un pochino lì. Allora, io Inter e Juve li mettevo sopra tutte, e poi c'era un groviglio di squadre con Roma, Milan, Atalanta e Napoli. E poi sotto Lazio e Fiorentina e Bologna. Assolutamente. Come squadre, come valore assoluto. Bene. Perfetto. Bene. Detto questo, ragazzi, siamo penso arrivati alla fine, credo di sì, questa puntata, che è stata bella lunga e va bene, nemmeno tanto. Un'oretta di chiacchiere. È stata un'oretta di chiacchiere, ragazzi, spero che vi siate divertiti. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Calcio Espresso, il caffè del lunedì. Penso lunedì sicuramente, non penso riusciamo a farlo domenica perché Napoli ha giocato male, no, non penso proprio, quindi se ne parlerà lunedì, vi faremo sapere tra mattina e pomeriggio quando riusciremo ad essere live con voi e vi auguriamo un buon weekend, una buona domenica e naturalmente forza Napoli sempre. Ciao ragazzi, ciao.